Quando è stata l'acqua grande del 2019? E a che ora c'era? Scommetto che a gran parte dei veneziani si è smentegà e ora vi conto tre storie che si capitai proprio qui a notte, così non vi ho smenteghe più. Attenti, vi ho ripeto, una sola volta, versi bene ricci. Gavi capio, c'era il 12 di novembre, ai 23:30. E la prima storia, sì, è a notte di Abisata. E la signora Maria, che abita in un piano terra rialzà, giusto quel poco dal livello di Acai, e aveva sempre rifiutato gli inviti del figlio Piero per andare ad abitare a casa sua e restare in famiglia vicino ai suoi nipoti. Ma la signora Maria aveva sempre detto che piaceva stare in quella casa vicino alla sua cara amica d'infanzia e a Caterina, che abita proprio sopra di ella al primo piano. Così, senza perdere altro tempo, il figlio Piero ha ordinato tutto quello che serve a una ditta specializzata per proteggere dalle acque alte e a casa di suo mare. E così fece. Davanti alla porta ha messo una grande barriera stagna. All'interno della casa un pozzetto con una pompa inox per buttar fuori tutta l'acqua che entrava in casa. Durante la prova il getto d'acqua veniva fuori dal tubo all'esterno e col sol sulla riva sembrava un piccolo arcobaleno. Ma venimmo a notte di Abisata. E a notte del 12 di novembre 2019, c'era e 23, soffiava un fortissimo vento del Sirocco e si sentiva esternamente i sirini per avvisare l'acqua alta in arrivo. E la pompa scominciò a funzionare a pieno regime e la signora Maria si tranquillizzò e andò a vedersi la TV, il suo programma preferito. Verso i 24 e sentì distintamente che a pompa faceva un strano rumore. Continuo. Si alzò e andò a vedere cosa che c'era. E si restata meravigliata all'interno del pozzetto, che c'era una bisata grossa come un braccio che tentava di scampare. Maria, di origine ciosotta, e ha preso un strasso, avvolse la bisata e la mise su un secchio col coperchio. La pompa riprese a funzionare normalmente e lei tornò a vedersi la televisione. Poco dopo chiamò l'amica e a Caterina, che voleva sapere come che era andata. E a Maria rispose contenta: senti me, mai ben come sto anno, ho già una bisata grossa come un braccio e se ti vuol domani ci ammaniamo su agrea, al toccio, fritta, al cartoccio, in forno e qua polenta. Ma veniamo a noi altri. Ma da dove era entrata e abisata? In casa della signora Maria. Se tutto c'era sarà, resti tra noi altri. Noi obbedisemo a nessuno, ma sicuramente era entrata dal water.